Grazie per tutto quello che potrete fare. Allora, adesso passiamo un attimo e prima di passare la parola, se la regia manda quel contributo. Vado direttamente senza presentatori, quindi dopo intanto sono veramente contento di essere qui stasera perché è una grandissima festa ed è una festa di Firenze, è una festa dell'Italia del lavoro e noi stiamo ripartendo con forza, con determinazione, siamo in giro per tutta Italia, 2 regioni al giorno, dove vedo tante facce nuove, tanti volti sorridenti, tanta gente che ci crede e vuole credere in un percorso nuovo, diverso. C'è bisogno di noi e le cronache di questi giorni lo dimostrano. Siamo in piena tangentopoli e noi l'avevamo detto, io proprio oggi ho voluto dire, ma guardate, in Parlamento nella scorsa legislatura si è votato un provvedimento che l'Italia dei Valori non votò, una legge anticorruzione, pensate, noi non l'abbiamo votato perché abbiamo scoperto che è una legge non anticorruzione, è una legge per la corruzione. Tanto è vero che dopo 20 anni ci siamo ritrovati all'Expo di Milano con le stesse facce, le stesse persone. Cioè, ma chi di noi prenderebbe un caffè con uno che si chiama Friggeri o con uno che si chiama Greganti? Ma appena sentite il nome cambiate strada. Bene, stavano gestendo l'Expo di Milano. Avevamo detto che ci voleva la reintroduzione del falso in bilancio, ci volevano delle norme più serie che permettessero una prescrizione più lunga. Cosa ha fatto il Parlamento? Una prescrizione più breve, il falso in bilancio non introdotto, e la corruzione dilagante. C'è bisogno di noi, ma c'è bisogno di noi per pensare al futuro e c'è bisogno di noi nelle città. Io sono veramente contento. Io ho conosciuto, lo diceva Dario, siamo conosciuti a Roma in questa sua, lui l'ha chiamato quest'anno sabbatico. Posso dirvi la verità, perché ho fatto anche la stessa cosa, ho fatto il sindaco in Sicilia, tra l'altro non era Firenze, era Sciacca, quindi a 45.000 abitanti, provincia di Agrigento, per cui un po' più piccola, ma devo dire, io sono stato pure in Parlamento, mi sono annoiato tremendamente, sono stato 5 anni lì a tentare di fare qualcosa e l'indifferenza assoluta. Lui avrà visto i suoi colleghi di questa legislatura, spero migliori di quelli della precedente. Io 630 deputati, poi ce l'hanno dopo, hanno dimezzato il numero, più che dimezzato. 630 deputati nella scorsa legislatura, io ho sentito la voce di 200 miei colleghi. 400 non si sono mai alzati per parlare. Ma capite che collegamento c'è con i cittadini? Chi vuol servire i cittadini, vuol fare politica con spirito di servizio, devo dire, non può stare in Parlamento. Deve stare in città, tra la gente. Dario ha fatto un vice sindaco, praticamente per gli impegni del sindaco ha fatto il sindaco, perché il sindaco ovviamente ha dato una grande immagine alla città e oggi tra l'altro fa il Presidente del Consiglio. Credo che abbia un'esperienza straordinaria. Ha fatto delle cose che ci vogliono in una città. Perché in città, quando amministri una città, non puoi far piangere. Un parlamentare lo può fare, e lì la racconta tanto poi. In città, se c'è un problema, se c'è una buca, devi ripararla, perché se non la ripari, rimane lì. E questo è il lavoro da fare, rilanciare la città. Credo che Firenze sia già un passo avanti rispetto a tante altre città italiane. Ha un patrimonio monumentale, storico, artistico straordinario. È destinata a fare la capitale culturale d'Italia, deve saperlo fare. Io credo che Dario sia la persona giusta per fare in modo, perché dico questo, non voglio, ma perché oggi abbiamo fatto un giro a Ponte Vecchio insieme a Giovanni, e ringrazio perché sta facendo un lavoro straordinario, questa sala stasera è la dimostrazione. L'Italia dei Valori ha fatto un po' di errori nel corso del tempo e poche cose buone.
ora stiamo facendo molte più cose buone e molti meno errori. Giovanni sicuramente è una cosa buona che l'Italia non aveva fatto e ce l'avete a Firenze. Dicevo, abbiamo fatto un giro a Ponte Vecchio e parlando, come tu avrai già fatto, ma io parlo sempre, dico, io ho la distinzione da sindaco, no? Perché io tra l'altro sono il sindaco molto giovane, ero il sindaco più giovane d'Italia nel 93 quando fui eletto nella prima elezione diretta, avevo 29 anni e quindi mi sono formato lì, ho fatto per 2 mandati, un po' in all'estero e materialmente mi sono formato con questa politica. E abbiamo una distinzione noi amministratori, quindi che dobbiamo essere concreti, dobbiamo occuparci di cose vere e non di piante. Allora rilanciare Firenze è un passaggio straordinario, importante non solo per Firenze. Avete un'opportunità straordinaria, non lasciatela scappare, sicuramente non lasciate scappare, ma quando vi ricapita, e cioè un sindaco di Firenze e un presidente del Consiglio, che speriamo duri a lungo, che è di Firenze, che ha fatto il sindaco a Firenze. E purtroppo siete privilegiati, è un po' vi invidio, perché alla fine certamente Firenze avrà qualche vantaggio in più. Utilizzatelo, sfruttatelo, è un'occasione, un'opportunità unica. Io credo che dei passi avanti sono già stati fatti. Quindi è un esame, da un lato, faceva bene a richiamarlo Dario. Io dicevo sempre, lo dico anche oggi, un sindaco è come uno studente, studia un anno, 2 anni, 3 anni, ma se lo studente non si presenta mai agli esami, non saprà mai se si è preparato bene. E lui ha detto bene, abbiamo lavorato 5 anni, noi non chiediamo, non diciamo guardate faremo, no, guardate abbiamo fatto, su quello vogliamo essere valutati e investire su quello che abbiamo fatto per costruire il nostro futuro. Credo che sia un atto di coraggio e di serietà. Chi sono i professori per lo studente sindaco? I cittadini, tutti i cittadini. Io ho sentito l'intervento di Dario, anche il suo spot, parlare, facendo dei bambini, delle imprese, dello start-up, la città è tutta, e deve lavorare in sinergia, non ci possono essere in città differenze. È una cosa, partire dai punti, perché guardate, è una città che cresce, è una città che non abbandona i diritti. È fondamentale. La solidarietà in questo momento in Italia è una cosa drammatica e credo sia fondamentale che a partire dalle città ci sia un'attenzione particolare. Quindi io credo che avrete veramente una bella campagna elettorale, sta finendo, incontrando la gente. Attenzione, andate a votare. Un appello che faccio comunque, lo farò anche per le elezioni europee, perché anche Giovanni e io siamo anche candidati lo facciamo dopo per le europee. Per le europee facciamo perché riparliamo di nuovo, no, anche se no, non mangiare per lo spettacolo, questo no, politica no. E andate a votare. Io ho sentito uno dei più famosi sondaggisti la settimana scorsa, mi ha detto guarda il mio dato è, non lo diciamo nemmeno in giro per non allarmare, il mio dato è che ancora oggi il 55-58% di cittadini dichiarano di non voler andare a votare. Attenzione, non di essere indecisi, di non voler andare a votare. Guardate che l'errore clamoroso, parlate il 60%, anche il 50%, significa che ogni 2 persone che incontrate, una non va a votare. Per favore, io vi chiedo di essere, e ringrazio tutti i candidati dell'Italia dei Valori, ha fatto una squadra splendida Giovanni, una squadra di persone impegnate ed entusiaste, ma non basta. Io chiedo a tutti voi di essere candidati. Da stasera, per favore, sentitevi candidati tutti in un gioco di squadra, andate in giro, parlate con la gente e dite intanto vai a votare. Perché se non vanno a votare, qualcuno a votare ci va. Questo lo disse a me un vecchio politico non della Prima Repubblica, di prima della Prima Repubblica, e io proprio mai non lamento quando sono stato eletto nel 2008, comunque con Nicola sulla carriera, mi disse senti Ignazio, guarda che se non vanno a votare, a noi fanno una cortesia, perché stai tranquillo, i miei amici e gli amici dei miei amici, ci capiamo, perché eravamo nella Sicilia e dopo Pasqua così, ci vanno a votare sempre. Quindi se non vanno a votare i tuoi amici, per quello che mi riguarda, io spendo anche di meno. Per cui vai tranquillo, non mi fare votare e così mi dico lo stesso. Poi alla fine abbiamo cambiato in quel 93 burrascoso, io studio
7 anni sotto scorta perché è un impegno duro. Qualcuno mi chiede, ho fatto una lezione ai ragazzi nel corso di scienze diplomatiche a Gorizia qualche settimana fa, ho visto intervenire la mia esperienza di sindaco antimafia. Io ho detto ragazzi, io vi devo deludere, perché io di antimafioso non ho fatto mai niente, se non in Norvegia, perché il tema vero è quello, bisogna fare il proprio dovere. Ecco, noi lì abbiamo invertito la tendenza, così come farete voi, ne sono certo, facendo in modo che quelli che devono votare per le ruote, per gli affari, per chi deve garantire posti, per chi in cambio di tangenti, per chi deve avere appalti truccati, bene, i loro amici ci andranno, ma i nostri amici, caro Dario, saranno talmente tanti che non ci sarà bisogno di perdere tempo col secondo turno. Io sono convinto che al primo turno Firenze avrà il nuovo sindaco e sono convinto che festeggeremo insieme l'elezione del nuovo sindaco già il 25 notte, tanto si vede sul piso, il 25 notte è una grande vittoria del nuovo sindaco di Firenze e di questa allineata coalizione, l'Italia dei Valori insieme al Partito Democratico, a tante liste civiche per governare positivamente la città. E quindi la vittoria di Nardello è una vittoria delle nostre coalizioni, è una vittoria, appunto, io dico, dell'Italia dei Valori che si deve scrollare un po' di spiga e deve ripartire proprio da Firenze. Avete una grande responsabilità e cominciare. Bene, grazie, siamo Mario al prossimo incontro e iniziamo la cena del 14 alle 18. Grazie.